Domenica 29 marzo 2026 l'Associazione Culturale Borgo Milies di Segusino presenterà una guida cartacea sulla flora e sui fiori del territorio di Milies. Abbiamo raggiunto per voi in videochiamata la signora Luigina Zucchetto, presidente dell'Associazione Borgo Milies, residente in Germania ma assidua frequentatrice del Borgo Montano di Segusino. Il titolo del libro è Milies in fiore, la flora del borgo. Già il titolo dice la tematica del testo, che tratta del territorio di Milies, e le piante, i fiori che lo abbelliscono. È un libro che l'Associazione Culturale Borgo Milies propone al pubblico per far conoscere il territorio e anche le sue piante e le diverse tematiche del territorio. È un territorio grande ma piccolo, la conca di Milies, partendo da ovest abbiamo il Poset, il Monte Vallina, praticamente delimita il confine con la provincia di Belluno, con il comune di Setteville. Poi si prosegue verso il giogo del Monte Doc e da lì ci spostiamo poi sotto il Monte Cesen e passiamo a Molvine e sotto abbiamo tutto i boschi prima e poi il borgo di Milies, che è caratterizzato da una collina nel centro, e è la collina dei Tigli. Si chiama così Collina dei Tigli perché ci sono diverse piante di tiglio e in alto piante centenarie non solo di tiglio ma anche di carpine bianco, roverella, e questa è di natura morenica, questa collina, che si è formata quando circa 12.000 anni fa l'ultima glaciazione, la Vurmiana, è terminata, e quindi erano tutte le acque di scolo che hanno portato avanti questa massa ghiaiosa che poi si è formata lì a Milies. Milies di per sé è un borgo che è sorto a questa piana circa 9.000 anni fa dalla caduta della cima del Monte Vallina, e quindi si è incuneata lungo i pendii fino a Stramare, formando questo pianoro e dando appunto luogo al borgo di Milies. Le piante che popolano questo territorio sono molte, stimate circa tra le 1.300 e le 1.400 piante, fiori, un po' erbe, un po' di tutto. Come dicevo prima, abbiamo la zona più a ovest, che è una zona più sterile, scarna, molto battuta dal sole, non solo dal sole ma anche dalle intemperie che arrivano direttamente praticamente dal Monte Grappa. Mentre il Monte Doc dà la possibilità a molte piante di crescere e è una oasi di fiori, soprattutto in primavera, quando ci sono le genziane, ci sono diversi tipi c'è la genziana della primavera, poi la genziana vera, poi arriva la genziana dell'estate e anche la genziana dell'autunno, ad esempio, le margherite, gigli. Ci sono diversi tipi di gigli, c'è il giglio bianco, il giglio di San Giovanni, il giglio Martangon. E da non dimenticare, agli inizi di giugno il crinale è bianco di narcisi. C'erano due malghe, una è attiva e è quella dalla parte nord del Monte Doc. È la malga Golo, che è gestita dalla famiglia Montagnier. Sempre facendoci riferimento alle malghe, c'è la malga Asciut del Monte Doc, che ora è malga Doc, non ci sono più animali, non viene più montata.
Spostandoci verso est arriviamo al Monte Molvine, sotto il Cesena, e anche lì ci sono 2 malghe, una è di Segusino e l'altra è di Valdobbiadene, entrambe con il nome di, Malga Molvine, però quella di Segusino è Malga Molvine Binot. Binot è il nome della antica famiglia che montava questa malga. Le malghe nel territorio di Segusino, nel territorio della conca di Méliès, hanno un'importanza particolare perché il bestiame al pascolo durante i 3 mesi estivi che, mantengono ancora i prati liberi dalle piante. Questo è un po' la spiegazione del territorio e, l'importanza, di come il territorio, viene coltivato, preso in considerazione anche. Abbiamo poi la parte bassa vicino al borgo che è sempre stata coltivata a patate, a mais, con i grani antichi, orzo prima del mais ancora, il farro. Il libro, non tratta solo del territorio, ma tratta appunto dei fiori e è stato suddiviso in 4 parti: la primavera, l'estate, l'autunno e l'inverno. Primavera, estate e autunno ci sono i fiori di quelle stagioni, mentre l'inverno è stato dedicato agli alberi, alle piante che noi troviamo nei boschi di Méliès. I fiori vengono descritti a quale famiglia appartiene, che tipo di fiore è, se è profumato o meno, e anche i pregi, oppure se è un fiore o una pianta nociva. E tutti questi fiori non andrebbero assolutamente raccolti perché sono protetti. La conca di Méliès è anche una zona naturalisticamente protetta, cominciando dai fiori e terminando con le bacche, poi c'è l'aquilegia e si passa all'estate con il cardo asinino. Poi l'erba viperina sono quelle erbe, quei fiori che maggiormente incontriamo lungo i nostri cammini. Abbiamo il senicio di Gaudin, poi l'orchidea sambucina, molto bella, si trova sul Monte Doc, salvia dei prati, c'è un po' ovunque, il rapunzolo, la famosa aromice acetosa che poi è il pankouk, così lo chiamiamo a Segusino, per arrivare poi all'inverno, agli alberi. I frassini che sono molto numerosi, soprattutto vicino alle malghe. Abbiamo nel nostro territorio i frassini di Malga Molvine. Un frassino è centenario, ultracentenario, e è entrato nel catalogo della provincia di Treviso. Da Stramare verso Méliès, lungo la costa ci sono molti ornielli, come anche carpini neri. Il tiglio è caratteristico di Méliès, difatti abbiamo la collina dei tigli, abbiamo Piazzetta Tigli, ci sono un po' tigli dappertutto. Una pianta molto antica che ha, soprattutto i fiori hanno delle proprietà apprezzabili. Molti paesani di Méliès ricordano l'inverno del 47, in cui era caduta molta neve, e dal Vallina si è staccata una grande valanga di neve che ha formato una montagnola più o meno dove oggi c'è l'osteria da Romolet, e a giugno c'era ancora la neve lì. Ecco, per evitare queste cadute, quindi sono stati piantati i pini che purtroppo oggi sono molto attaccati dalla processionaria. Come siamo arrivati a questo libro? Volevamo fare un gradimento alle persone che frequentano
il borgo, che frequentano i vari percorsi segnalati e si trovano, e si a confronto lungo i prati con o anche nel bosco stesso, piante che non conoscono, e quindi con questo libro, che è un libricino, non molto grande, che si può sempre portare nello zainetto, possono consultarlo e quindi anche esaurire, le loro curiosità. Il titolo è Milies in fiore, la flora del borgo. La presentazione sarà domenica 29 marzo alle ore 15 presso l'Ostello della Gioventù Saint-Jury di Méliès. E prima della presentazione alle 13:30 c'è una camminata di un'ora, poco più, guidata da delle guide naturalistiche, che spiegano anche loro, un po', il territorio e i fiori che in questo periodo incominciano già ad abbellire, i prati e i boschi di Méliès.